Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Sabato mattina tranquillo e sereno, dai, oggi è un sabato molto easy. Non avevo particolari impegni, quindi ho deciso di fare un girettino fuori porta veloce per testare un po' di attrezzatura qua e là, la nuova posizione della telecamera sul casco che sto continuando a sperimentare, la nuova telecamera perché ho comprato la Insta-One RS col modulo 4K booster, resto fedele alla Insta360 come telecamere. Un altro modulo per il microfono, un altro microfono, il casco sempre il nuovo Shoei Neotech 2, la giacca nuova che ho già provato nelle Marche che è la Clover Dakar, molto figa, e poi uno zaino per portare il drone e le telecamere. Meta per ora costo, l'idea è di mangiare un boccone d'Asiago e oggi siamo peraltro in compagnia di Dario sulla sua bella Yamaha Yastrissa e butta per terra, no scherzo, la MT-07. Stiamo attentini ai nostri Velox, facciamoci questo costino sereno, è un orario del cavolo perché è ora di pranzo, quindi cercherò di non correre troppo perché non vorrei incappare in problemi. Ho un bel mal di testa stamattina dovuto un po' al casco perché ovviamente per montare la telecamera in questo modo barbaro che avete visto nel video del raduno dell'Aprilia, ve lo lascio qua in alto in descrizione, per montare la telecamera così intanto in modo temporaneo su questo casco sto usando un supporto esterno che è una merda fritta, ragazzi. Ecco qua il telepass. Mamma mia come va sta moto. Mamma mia come va sta moto. La moto fa veramente paura ragazzi, comunque sono veramente contento, cavoli, cioè il Desert X è veramente pazzesco. Andiamo molto leggeri e pennellanti oggi, così Dario prende confidenza con la moto, molto leggeri e sereni e rilassati a passeggio, anche se lo so, ogni volta che prendo questa strada mi si chiude la vena ovviamente. Il panorama è sempre bello, il panorama è sempre panorama, bello, sempre bello il costo, comunque. Poi ovvio che viene voglia di correre. Stupendo, tutto sommato la temperatura è ancora buona, molto bene, molto bello. Mi sembra che Dario ci sia, mi sembra che Dario sia a posto. 14 gradi, onesto, direi che la Clover Dakar, questa è la sua temperatura limite, nel senso che io sotto sono solo con la manica corta, non termica tra l'altro, e comincio a avere freschino, quindi è sicuramente la temperatura limite. È sempre molto bello arrivare da questa strada comunque sull'altipiano perché ti si apre davanti proprio la vista, è proprio bello. Il tempo non è meraviglioso, non è dei migliorissimi, però cerchiamo di non esagerare. Perché ho preso la nuova Insta360 RS? Perché ho mandato in assistenza il modulo core, o come si chiama, il nucleo centrale e la telecamera one inch, perché aveva dei problemi. Allora, per non restare senza la seconda telecamera ho deciso di comprare questa da mettere sul casco e poi sulla moto, adesso non ce l'ho, magari la metto dopo, mettere la 4K normale, tenere la 360 poi solo per fare eventuali riprese particolari, perché effettivamente, come ha notato anche Fuserigno nel suo
suo video e anche altre persone con cui così ho interagito. E effettivamente la 360 richiede un passaggio obbligatorio perché produce file in un formato particolare che richiedono per forza il software di Insta per essere processati e trasformati. Quindi ogni volta che tu fai un video dalla moto di me sul manubrio, in realtà io devo fare due passaggi: devo processare quel file, trasformarlo in un file bidimensionale e poi montarlo all'interno del video. È un lavoro enorme che richiede tempo, richiede risorse e quindi non sempre è conveniente. Poi soprattutto non è sicuramente conveniente farlo solo e esclusivamente per una ripresa di quel tipo. Quindi intanto ho preso questa, era in offerta, quindi vediamo come si comporta. Dovrebbe essere molto meglio, scopriamo anche se l'audio è buono. Di test, come dice Giorgione, faremo un test. Cosa vuoi fare? Ci veniamo a mangiare qua un boccone, il tempo non è eccezionale. Andiamoci qua, sì. E vuoi che ci veniamo in una roba qua in centro? Vuoi qualcosa di più Veramente, mi va bene qualsiasi cosa. Ok, allora vediamo qua se c'è una paninoteca che è storica, se è aperta. A few moments later. Sostina tostina. Abbiamo fatto una tipica sostina toast per mangiucchiarci qualcosa in velocità qui ad Asiago e adesso abbiamo scelto di andare verso Bassano per farci probabilmente un aperitivino veloce sul Ponte Vecchio. Devo dire che questo nuovo setup non mi dispiace. Comunque correva l'anno 1984, giusto per dirne una, e a questo cinema, il cinema Lux, qui ho visto i Ghostbusters. Who you gonna call? Someone else. All'uscita. Ebbene sì, e mi hanno segnato, quindi di conseguenza è uno dei miei film preferiti, in assoluto. We're ready to believe you. Andiamo verso Forza Motorsport adesso. Andiamo verso Forza e poi scendiamo a Bassano, via. Passiamo la ridenda località di Gallio. Quella è il trampolino che è stato costruito, credo, per i campionati mondiali di sci o per i giochi olimpionici, non mi ricordo. No, non credo per gli olimpionici, credo per i campionati mondiali. Non mi ricordo di che anno. E qua siamo in centro a Gallio. Questa è la macelleria dove di solito compro la carne a Gallio. E questo è il Macrillo Dancing Club discoteca. Ah, la gioventù. La gioventù. Di là si va alle Melette e di qua si va a Forza. Se vi ricordate abbiamo fatto questa strada al contrario nel giro sterrato che ho fatto qui ad Asiago. Tra l'altro vi lascio qua in alto il video nella scheda. Cosa sono ste curve, madonna, cosa sono ste curve. E cos'è il cazzo di Desert X? Ragazzi, che cazzo ha sta moto? È veramente fantastica. Le nuvole non promettono niente di buono, ma in teoria adesso noi scendiamo. Probabile che ci salviamo dalla pioggia. Bassano per la Valstagna. Esatto. Campesana e Valvecchia. La facciamo fare a Dario a scendere, che secondo me è più facile. Mitica Valstagna. Il sabato in questi orari è il più bel momento secondo me per andare in moto. Cioè nessuno mi sta bene, nessuno ti rompe il cazzo. Eccola qua la galleria. E adesso iniziamo a far allenare il buon Dario con i tornanti. Ebbene sì, ne ha ben 20 da fare.
La Valstagnetta, ma che bella che è la Valstagnetta, la Valstagnetta, ma che bello che è fare i tornanti nella Valstagnetta. E siamo appena a 19. Dario ne ha da fare quanti mila. Che peraltro non vedo arrivare nemmeno al furgone. Bene, abbiamo aiutato Dario a superare. Ah, qua c'è il ristorante. Bisognerà provare a venirsi qua. Questi sono veramente dei brutti tornanti, proprio esercizio per Dario, anche per me in realtà. Ok. 11. Fare questi tornanti è scuola. Oddio, la strada di Escher sembrava. Sembrava la strada di Escher. Tornante number 4. Tornante number 3. Tornante number 2. Last but not least, tornante number 1 che non facciamo perché andiamo a Bassano a bere un aperizio. Grotte di Oliero. A few moments later. A few moments later. I nostri capelli al vento con il nostro aperitivo mezzo e mezzo. Prendiamo la tua patente? Perché non è mai brindata la patente. Mai brindata la patente. Tra l'altro a te da qui non conviene neanche venire a Padova. Stavo pensando adesso, infatti. No, te penso che da qua convenga o andare o da Castelfranco o prima, non lo so. Non più pallida idea, ma il navigatore lo sa. Beh, quello è sicuro. Bene. Ma è impermeabile quel telefono lì? Impermeabile. Qua è impermeabile al... Beh, impermeabile alla vita è figo come cosa. Allora, se i miei calcoli sono esatti, sì. Ah, sì, se esco io esci tu, Se esco io penso che riesci a uscire anche tu. I calcoli erano esatti. Hai visto? Bene, aperizio mezzo e mezzo completato con successo e adesso andiamo verso Padova. Bene ragazzi, spero che questo video così, di questo giretto easy peasy lemon squeezy vi sia piaciuto. Come al solito vi ricordo di iscriversi sempre al mio canale
iscrivetevi qua sotto, attivate la campanellina, quella piena, così ricevete tutti i miei contenuti e sapete che ne pubblico uno a settimana. Ogni lunedì alle 18 arriva il mio bel video su YouTube. Non solo, potete venire su Instagram a seguirmi lì, potete anche venire su Facebook, potete anche iscrivervi al mio canale Telegram Ciccio Benza Official. Comunque trovate tutti i riferimenti in descrizione. Organizziamo qualche giro assieme. Lasciate un bel like, lasciate un commento, raccontatemi se vi piace o non vi piace quello che vedete. E da Ciccio Benza, il Desert X, Dario e Rosà, direi che è veramente tutto. Ciao!